5, salto flot ad Hassani, seconda linea, Keita passa in zona 6, il primo punto del match. Orioli in ginocchio, riceve Porro da 4, Orioli copre, da zona 2 va Stefani, Aldo sulle mani, ci arriva Keita comodo in palleggio, free ball per Verona, pipe di Sani, passa per quello che è uno degli attaccanti più forti che la Superlega ha visto negli ultimi anni, paragonabile probabilmente a livello di Orioli, lancio basso, palla flot da Sani che fa un'ottima ricezione, Juve mette palla a terra, cambio palla fondamentale, vitale per la Rana Verona. Trocchio non forza, va da Bonisoli, Keita da 2 attacca, viene murato da Mattia Orioli, si ricomincia dalla Chiona Arena, secondo set del derby veneto, Stone Padova e Rana Verona, primo punto del set, se lo porta a casa da Modena, poi serve la seconda linea, Keita sull'angolone, scelta discutibile, senza dubbio, punto di Huert, può anche servire flot su Porro, pipe per Orioli, palla che va a terra, Trocchio, la palla si stacca, Keita può solo appoggiare, occhio perché non c'è il palleggiatore, deve alzare Polo, lo fa per Stefani, Porro copre, la palla è fuori. Eccoci di nuovo dalla Chiona Arena per il terzo set. Vabbè, va di seconda intenzione, la palla non cade, contrattacco è per Keita, la palla si insacca, quindi non è arrivato il check. 14 pari, palla schiflotta da Bonisoli, riccia abbondante, punto di spirito, ma Stefani, Polo su Bonisoli, Sani da 2, gran colpo di Sani, ancora fortissimo su Porro, Falaschi in qualche modo ci arriva, Stefani può addirittura attaccare in campo, Falaschi va, invece attacca Sani da 4 che non può forzare, ci arriva in copertura Spirito, Keita fa la complicatissima, murato da Alberto Polo, ma forse c'è stata invasione